Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con la scomparsa di Sammy Basso, una morte che ha destato una profonda impressione non solo in Veneto ma in tutto il paese. Sarà difficile abituarsi a una normalità senza di lui. Si è spento Sammy Basso, il ricercatore di Tezze sul Brenta, affetto da progeria. Laureato in biologia molecolare, ha dedicato la sua vita allo studio della sua patologia che porta all'invecchiamento precoce delle cellule. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 1° dicembre. Il decesso è avvenuto mentre si trovava al ristorante con gli amici, oggi davanti alla casa di via 4 Novembre, dove viveva con mamma Laura Lucchin e papà Almerico Basso. C'erano tutti i suoi amici, proprio loro che anche in questa occasione erano con lui e per primi lo hanno soccorso appena si è sentito male in attesa dell'ambulanza. È stata una giornata di festa, eravamo a un matrimonio di amici, tra amici, e a fine serata non si è sentito bene. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, perché tra l'altro lui stesso ci ha formati per il primo soccorso. Ecco, è stata una sua volontà. Negli anni passati abbiamo seguito diversi corsi, abbiamo fatto tutto quello che c'era possibile fare, i soccorsi sono arrivati, purtroppo è stata rapidamente, ecco, se n'è andato. Sammy, grazie anche alla sua ricerca, grazie anche alle tantissime sperimentazioni fatte negli Stati Uniti, Sammy era il più longevo al mondo affetto da progeria. Sì, era appena tornato da un viaggio in Cina in cui era contentissimo di aver instaurato nuovi rapporti istituzionali e di ricerca, quindi aveva sempre uno sguardo proiettato veramente non una settimana più avanti ma anni e anni, insomma sapeva benissimo che il suo lavoro non sarebbe servito tanto a lui ma a chi viene dopo di lui, ecco, quindi non ci resta che proseguire sulla strada che ci ha tracciato e in cui ci ha coinvolto. La cosa più bella che ricorda di Sammy qual è? È lui stesso, cioè il suo modo di essere, la sua genuinità. Era veramente la migliore persona che ho conosciuto, ecco, la migliore persona che tanti di noi hanno conosciuto, ecco. Tra l'altro lui diceva non bisogna essere perfetti per fare, bisogna fare, punto. Sì, e più si è, come vedete, più si fa. In tanti si fa tutto, diceva. Scioccato il personale di Villa Razzolini Loredan, il ristorante di Asolo dove Sammy si è spento. Il gestore Sergio Dussin lo conosceva molto bene e ci racconta il senso di impotenza provato quando Sammy si è spento. È visibilmente scosso e commosso dalla perdita di questo giovane scienziato pieno di calore e di voglia di vivere. Ha fatto il pranzo normale, poi è sceso con gli amici così e a un certo punto si è sentito poco bene verso le 11 e ha cercato di camminare nel parco, però gli mancava un po' il respiro e hanno cercato di rianimarlo con dei massaggi. Però diciamo che Sammy era un grande, era una persona che ci dava tanto da imparare, tanto positivo, nonostante la sua malattia era sempre una persona che trovava soluzioni a tutti i problemi. E dopo ricordo sempre la cena sul ponte che abbiamo fatto con i fondi devoluti per lui, che ci ha ringraziato e mi ha lasciato nel bigliettino: Sergio, ricordati che la vita è bella. Sammy, ce l'ho ancora nel portafoglio. Poi il 18° compleanno ho voluto festeggiarlo in villa ad Asolo sempre, e fatalità ieri ha terminato il suo percorso sulla terra in Villa Razzolini Loredan. Ci ha insegnato molto e ci insegna ancora di più adesso che è venuto a mancare cosa vuol dire rispetto, cosa vuol dire camminare assieme, cosa vuol dire essere positivi e non giudicare, perché una persona come lui, che ha vissuto i 28 anni e che ha girato il mondo e che si è laureato con tutti i suoi problemi che aveva, ci ha insegnato veramente che bisogna essere umili, camminare coi piedi per terra e condividere il percorso con tutti gli altri nell'affatto positivo. Perché, scriveva Sammy, io sono grato alla progeria, non la vivo come una condanna né tantomeno come una punizione divina. Non cambierei una virgola della mia vita e so anche perché ho avuto la forza di prenderla per quello che è e renderla unica. Ciao, Sammy.
E noi ci colleghiamo immediatamente in diretta con Vanessa Banzato, che si trova a Bassano del Grappa con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon nel liceo che era stato frequentato da Sammy Basso. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Il liceo scientifico Jacopo da Ponte qui a Bassano, che era stato frequentato da Sammy, ma che in realtà Sammy continuava a frequentare perché ogni anno lui teneva anche delle lezioni, degli incontri con i ragazzi e le ragazze che si trovano al liceo. Come il dirigente dell'istituto, il professor Mario Tedesco. Professor Tedesco, c'è un grande vuoto, Sammy lascia un grande vuoto. Sì, confermiamo la sensazione di sgomento, di dolore è ancora davvero forte. Tanti qui che lo hanno conosciuto, i docenti, sono ancora molto, molto scossi, però al tempo stesso, oltre ad un evento così doloroso, stanno riportando alla luce tutti i ricordi bellissimi, stupendi della presenza di Sammy in istituto, prima come studente e successivamente, data la sua grandissima capacità di testimonianza, la sua competenza che ormai è raggiunta a livelli accademici importanti, era un ospite gradito di lezioni, di assemblee studentesche e di fatto era come se fosse costantemente impegnato al da ponte, cioè fosse una presenza, una componente della scuola, ed è così che appunto ci piace ricordarlo. Avevamo stamattina dei docenti molto emozionati che facevano insomma anche fatica, però come ho detto prima i ricordi belli poi si facevano strada. Ci uniamo ancora una volta al cordoglio della famiglia e soprattutto col tempo man mano cercheremo di portare avanti insomma l'impegno a ricordare questa sua grande capacità di sentire, di stimolare la curiosità e soprattutto a usare, come ho scritto nel messaggio sul sito, con l'umiltà dei grandi ad accettare quello che la vita ci porta continuamente, sia come sfida, sia come sofferenza, sia come scoperta e come curiosità e come passione. È qualcosa che lui ha trasmesso con estrema semplicità e con notevole passione a tutti noi, e agli studenti e agli insegnanti. I suoi amici che abbiamo sentito proprio ieri hanno detto: Sammy non vorrebbe vederci sofferenti, vorrebbe che noi fossimo in festa. È difficile perché è una cosa che è facile a dirsi, ma il vuoto che lascia Sammy è enorme, però davvero anche il coinvolgere i ragazzi a essere sempre propositivi, sempre positivi. Esatto, soprattutto nei passi del suo libro, che insomma stamattina ho avuto modo di leggere, di vedere, grazie ai docenti che hanno subito voluto portare la testimonianza di Sammy leggendo dei passi del suo libro. Questi spunti sono continui, ma soprattutto colpiscono tanto più perché si percepiscono immediatamente come autentici. E forse il modo più giusto per ricordarlo, se è possibile, anche in tempi così ricchi di tensioni, di congiunture difficili, volevo leggere uno spunto appunto tratto dalle prime pagine del libro, in cui Sammy esprime un auspicio che è sempre valido, ancor più oggi. Se avessimo il coraggio di scavalcare i muri delle nostre piccole paure, tanti rapporti apparentemente impossibili si risolverebbero con un sorriso e una stretta di mano, anche perché le diversità arricchiscono e vanno incoraggiate. Questo è un messaggio davvero, un messaggio universale che dovrebbe essere colto da tutte le persone. Perdonate anche la mia commozione, perché Sammy l'ho conosciuto in tante occasioni, l'ho incontrato in tante occasioni, di conseguenza la sua perdita è una perdita che tocca
tocca davvero tutte le persone che l'hanno incontrato. E al proposito sono arrivate tantissime manifestazioni di affetto nei confronti rivolti appunto alla famiglia di Sammy Basso, mamma Laura, papà Amerigo, e anche un grande messaggio che è stato lanciato dallo stesso sindaco di Tezze sul Brenta, dove viveva Sammy, Luigi Pellanda. Allora chiederei alla regia di mandare il servizio. Tantissimi messaggi che per tutta la giornata sono arrivati da ogni parte d'Italia per esprimere il dolore della perdita del giovane biologo Sammy Basso, dal presidente della regione Luca Zaia, che ben conosceva il ricercatore Tedaroto affetto da progeria, al presidente della Camera Lorenzo Fontana, che nel 2022 lo aveva premiato per il suo lavoro in campo scientifico, lui il più longevo al mondo affetto dalla patologia rara, al ministro Valditara, che ha espresso l'intenzione di dedicare a Sammy una scuola per il suo impegno nello studio, un esempio per tanti giovani, il ministro della Salute Schillaci per aver trasformato la sua battaglia in una missione di speranza e progresso, e ancora la ministra Locatelli, che ha sottolineato il grande coraggio di questo giovane, fino ad arrivare all'amico Lorenzo Cherubini Giovanotti, che scrive: ciao piccolo grande Sammy, con te era sempre festa. Un minuto di raccoglimento è stato osservato prima dell'inizio del derby di calcio Padova-Vicenza. Negli spalti occupati sia dai vicentini che dai padovani sono stati esposti alcuni striscioni. In uno di questi si leggeva: esempio di vita, ciao Sammy. Sono solo alcune delle attestazioni di grande affetto da parte di chi ha conosciuto questo giovane premio Città di Bassano nel 2015, nominato nel 2019 dal presidente Mattarella cavaliere dell'Ordine al Merito. La sua un'enorme perdita nel campo della scienza, della ricerca, ma soprattutto per quanto riguarda la sfera umana, e l'intera comunità di Tezze si è stretta questa mattina attorno a mamma Laura e papà Amerigo. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, ma purtroppo l'abbiamo ricevuta nella tarda serata di ieri, questa notte, insomma, quando ho acceso il telefono ho visto questa notizia che mi ha rattristato moltissimo. Sammy un personaggio, Sammy la voglia di vivere in persona, Sammy un ragazzo di 28 anni che ha fatto un sacco di cose, che deve essere di esempio per i tantissimi giovani che magari della vita fanno scempio o disinteresse. Ecco, quindi speriamo che il suo messaggio arrivi veramente in tutti quanti i giovani del nostro territorio e non solo. Sono stato anch'io a portare le condoglianze alla famiglia e lì c'erano un sacco di ragazzi giovani, i suoi amici, e credo che loro saranno il volano per trasmettere le sue idee, la sua vitalità, il suo grande amore per la vita. La sua mancanza si sente già, insomma, si percepisce. Questa mattina ero qui a Belvedere di Tezze al 50° anniversario dei donatori di sangue, ecco, si percepiva la delusione, l'amarezza di questa scomparsa che insomma si poteva anche attendere, no? Visto l'età, ma questo momento si pensava fosse ancora molto lontano, invece è andata così. Lui ha dato una svolta epocale a livello proprio della ricerca per contrastare, per curare la progeria, che l'ha portato a farsi conoscere in tutto il mondo. Certo, una forza della natura, ma su tutto con la sua associazione, con la malattia, con gli studi, con la scrittura dei suoi libri, con le tantissime serate informative che faceva, insomma un personaggio che è entrato nel cuore di tutti noi. Con ogni probabilità verrà dichiarato il lutto cittadino nel giorno del funerale di Sammy Basso, che almeno da una prima ipotesi potrebbe essere celebrato venerdì prossimo 11 ottobre agli impianti sportivi di Tezze capoluogo. Ecco, c'è la conferma che è arrivata proprio poche ore fa della data del funerale di Sammy Basso, che sarà celebrato proprio l'11 di ottobre, quindi venerdì prossimo, agli impianti sportivi di Tezze capoluogo, e con l'occasione il Comune ha deciso di indire lutto cittadino proprio in ricordo, in memoria di Sammy Basso, il giovane ricercatore che è scomparso sabato notte. Da Bassano del Grappa è tutto. Filippo, ti ricedo la linea.
Grazie Vanessa Banzato, in collegamento in diretta da Bassano del Grappa con la collaborazione tecnica di Renzo Rigona. Noi ora ci spostiamo a Venezia, nel ghetto di Venezia, che è un ghetto particolarmente presidiato. Oggi 7 ottobre ricorre il primo anniversario dell'attacco a Israele. Noi ci colleghiamo subito con Ilaria Marchiori, che si trova per noi sul posto. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nel ghetto ebraico a Venezia. Insieme a noi c'è il presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani. Innanzitutto Presidente, grazie per essere qui con noi oggi. Vediamo, ne stavamo parlando proprio poco fa, c'è un movimento qui questa mattina, un movimento soprattutto imponente anche da parte delle forze dell'ordine, perché sappiamo che la macchina della sicurezza è stata particolarmente rafforzata proprio in questi giorni e in particolare in queste giornate. Sì, per fortuna e purtroppo, diciamo, perché il rafforzamento è indice di una preoccupazione che è non soltanto nostra, e noi ci chiediamo perché ci debba essere preoccupazione. È una domanda che ci facciamo sempre, perché ci debba essere un aumento così sproporzionato di antisemitismo, perché l'antisemitismo sia uscito allo scoperto in modo così eclatante. Evidentemente covava sotto le braccia e anche lì ci chiediamo perché, cosa abbiamo fatto. A meno che non si imputi agli ebrei del mondo, alla diaspora, agli ebrei italiani, ciò che sta avvenendo in Israele e in Palestina. Presidente, com'è possibile che dopo tutto quello che è stato fatto, insomma, dopo tutti anche gli appelli da più parti nel corso dei decenni, oggi si sia ancora qui a parlare di questo? Di questo intende di Israele o dell'antisemitismo? Dell'antisemitismo, e poi ovviamente ci allarghiamo anche con quella che è la situazione che riguarda Israele. Allora, l'antisemitismo evidentemente è così forte ed è stato creato in modo così solido nei 2000 anni che ci hanno preceduto che è ben difficile sradicarlo dalla cultura, dalle coscienze. Non si fa propaganda della lotta all'antisemitismo, si fa antisemitismo. Cioè l'ebreo continua a essere l'usuraio, continua a essere l'aggressore, si trova un qualsiasi pretesto per dire che all'ebreo bisogna dare addosso, diciamo così. È il diverso ed è il nemico più facilmente individuabile. Ovviamente la tragedia che si sta verificando in Israele e Palestina ha mosso, come dire, visceralità che non si pensava potesse muovere. La tragedia è una tragedia di tutti, ovviamente, non è una tragedia solo di un popolo, è una tragedia di due popoli. E a me piace vederla, mi dispiace, ma la vorrei considerare così. La storia la facciamo insieme, non la fa uno soltanto quando litiga con l'altro. Alla pace sono in due a non esserci mai arrivati. Il Presidente Mattarella ha detto che bisogna che trovino nell'immediato un accordo e che mettano fine a questo conflitto. Sì, non sono, come dire, non mi sento preparato a rispondere a una domanda di carattere, come dire, politico, diciamo. Sì. Io sono un ebreo italiano, non sono l'ambasciata di Israele e non lo rimprovero a lei, lo rimprovero all'opinione pubblica quando ci dicono ma voi ebrei perché non parlate? Io sono un ebreo italiano, sono un ebreo veneziano, ho affetti in Israele, credo che Israele abbia diritto all'esistenza e diritto, come ogni Stato democratico, alla difesa, all'autodifesa. Ma non sono io che interpreto le necessità, le esigenze e le scelte di un governo israeliano. Io sento moltissimo la crisi e la tragedia di un popolo, in questo caso di due popoli. Ma mi piacerebbe che tutti sentissero la tragedia di due popoli. Anche il terrorismo è una tragedia. Il 7 ottobre che oggi commemoriamo è stato un pogrom, non è stato un atto di guerra. È stato un pogrom, un massacro gratuito, non contro un esercito, ma contro civili, decapitati, stuprati, mutilati. Bisognerebbe ricordarlo. Invece è stato assimilato questo elemento in modo rapidissimo, metabolizzato. C'è la tragedia di Gaza e la vediamo e ne soffriamo anche noi, ma c'è anche la tragedia impressionante di quel trauma che credo diventerà un pezzo della nostra storia indelebile del 7 ottobre. Lei ha detto che bisognerebbe cambiare la cultura, fare di più a questo punto, fare di più anche partendo proprio dalla scuola, crescendo i ragazzi. Scuola e università, quello che stanno facendo all'università
io non so cosa facciano nelle scuole, sicuramente questo senso non solo del rispetto dell'altro, chiunque l'altro sia, purché non sia violento, un estremista, ma il rispetto dell'altro e il dovere di ascoltare tutte le posizioni prima di crearsi una interpretazione sulla realtà storica, studiare. Ma questo lo si passa o anche nelle scuole si prende posizione per l'uno o per l'altro, a prioristicamente. Quando nelle università, ed è un ambiente che conosco molto bene, si lascia che gli studenti impunemente dicano e urlino dal fiume al mare, sanno cosa significa dire dal fiume al mare? Vuol dire eliminiamo un popolo. È esattamente questo. Se ne rendono conto gli studenti? Chi glielo spiega? Allora ci sono professori di storia che spiegano la storia in modo appena distanziato, senza prendere posizione per l'uno o per l'altro. La ricerca della pace vuol dire capire le ragioni di tutti, non mettersi a far battaglia per l'uno o per l'altro. Allora io inviterei la società civile a pensarci un attimo. Ringrazio il presidente Calimani, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori in collegamento in diretta dal ghetto di Venezia con il presidente della comunità ebraica cittadina Dario Calimani con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Noi torniamo alla morte di Semmi Basso perché sulla sua scomparsa si è espressa anche la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli. Siamo rimaste tutte e tutti colpiti dalla notizia della sua scomparsa, ha detto la rettrice dell'Ateneo dove nel 2018 Semmi si era laureato in scienze naturali e dove nel 2021 aveva conseguito una specializzazione in molecular biology. Di Semmi Basso, rammenta la rettrice, chiunque può ricordare il grande impegno pubblico nell'opera di sensibilizzazione sulla sua patologia, malattia tanto rara quanto lo era la sua personalità. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona, ha aggiunto, ricorda quel mix di caratteristiche che lo contraddistingueva, ragazzo gentilissimo, dotato di una smisurata energia e voglia di vivere, determinato nel perseguire i suoi obiettivi. Lo ricordiamo quindi non solo come perfetto studente, ma anche come ottimo insegnante. Era una persona indimenticabile. Ci impegniamo già ora a trovare le modalità e le forme adeguate per ricordarlo. Vi ricordo invece che i funerali saranno celebrati venerdì, come abbiamo sentito adesso in diretta da Bassano del Grappa, da Vanessa Banzato. Apriamo la pagina della cronaca, grave incidente nella notte a Cessalto, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo in via Callunga. La notte scorsa, mezz'ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per un furgone che era finito contro il guardrail, come vedete da queste immagini. Il conducente è rimasto ferito, la squadra dei vigili del fuoco, accorsi da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente che era rimasto bloccato all'interno del furgone. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUAM, stabilizzato e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un'ora. Parleremo nel corso di questa edizione di diverse aggressioni e risse nella Marca trevigiana. Partiamo con quella che si è verificata a Sant'Agostino, una litigata per futili motivi. Il titolare del bar dove è iniziata la discussione a Treviso ha detto sia il quarantenne che i ragazzi si conoscevano ed erano seduti insieme. Per ora non c'è stata alcuna denuncia. Di Treviso a Sant'Agostino durante il pomeriggio di sabato, quando la città è invasa da cittadini e turisti. Tutto è accaduto all'improvviso. Un ragazzo, forse minorenne, ha iniziato un'accesa litigata con un uomo. Dalle parole ai fatti, il giovane ha dato una spinta violenta al quarantenne che dalle testimonianze sarebbe stato in preda ai fumi dell'alcol. I motivi, a quanto pare, futili, ma la scena a cui hanno assistito passanti e commercianti non è stata delle migliori. Il quarantenne è caduto a terra sbattendo la testa. Sono finiti sull'asfalto anche alcuni bicchieri. A raccontare che cosa è avvenuto poco prima del litigio il proprietario del bar Walter Vesco, dove il gruppo era seduto ad un tavolo. Era sabato pomeriggio e in mezz'ora di video che ho visto dalle telecamere i ragazzi e questo quarantenne erano seduti insieme, che ridevano, scherzavano e a un certo momento si è degenerato il tutto da parte di un ragazzo, non di una baby gang, ma di un ragazzo nei confronti di questo quarantenne
non si capisce il motivo in verità, e in questa mezz'ora il quarantenne e i ragazzi non hanno ordinato da bere, quindi erano seduti al tavolo tranquillamente e quindi non si capisce perché sia degenerato in tutto questo. L'uomo è stato portato in ospedale per essere medicato e secondo gli investigatori non si sarebbe fatto refertare e soprattutto non avrebbe, almeno fino ad ora, presentato una denuncia. Il giovane, dopo la caduta del quarantenne, si è invece allontanato. Sono scene che non si vorrebbero vedere, spiega il titolare del bar, ma non possiamo controllare tutto. Questa zona, poi, tiene a precisare, non è degradata. Nel locale termina, entrano avvocati, amministratori, residenti e commercianti. La polizia, intervenuta sul posto, ha raccolto alcune testimonianze ed ora bisognerà attendere la decisione dell'uomo se presenterà o meno la querela. Intanto la scena è stata non solo ripresa da molte telecamere di videosorveglianza, ma è stata purtroppo vista da tanti cittadini che a quell'ora affollano la città. Le risse e le aggressioni in centro sono una problematica di forte attualità, spiega Dania Sartorato, presidente di Confcommercio Treviso. Abbiamo un rapporto costante con le istituzioni, a cominciare dalle forze dell'ordine, ma a tutti i livelli, proprio per essere utili con i nostri negozi, con le nostre attività di prossimità del centro e di tutta la provincia, per essere proprio utili come una vera e propria telecamera sulla città che possa vedere chi si muove, come si muovono, e per fornire dei dati utili in ambito alle ricerche e soprattutto in ambito alla prevenzione. Dunque, questo è quanto è successo in un bar di Treviso città. Non ci sono ancora denunciati invece ce ne sono, e anche diversi, dopo una rissa che si è scoppiata in un bar invece di Castelfranco Veneto. Si trova per noi sul posto Anna De Roberto con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. A te la linea, buongiorno. Eccoci Filippo, buongiorno. Il bar che tu hai citato è questo qui, si chiama il Grappolo d'Oro. In realtà è soltanto la seconda tappa di una rissa che è scoppiata in un bar che si trova all'interno di questo complesso che si chiama Castelli in Aria. Quindi tutto parte insomma, dalle prime dichiarazioni che abbiamo avuto, da un apprezzamento fatto a una ragazza di 20 anni, solo che accanto a questa ragazza c'era il papà e quindi il papà si è infuriato, sono venuti alle mani, ma la cosa che è davvero sconcertante, ce lo stanno raccontando i tanti testimoni qui, sia del bar Il Grappolo d'Oro ma anche del bar Giorgione, è che da questa rissa scoppiata tra poche persone poi si è trasformata in una zuffa con almeno un centinaio di ragazzi, ovvero hanno visto che il padre e alcuni ragazzi venivano alle mani e tanti si sono alzati dalle sedie, stavano consumando, era mezzanotte, e si sono uniti a questa zuffa. Sarebbero arrivati ragazzi da tutte le parti qui in piazza Giorgione, riempiendo questa piazza che è davvero il cuore di Castelfranco Veneto, dandosele di santa ragione. Noi abbiamo un testimone qui, era sul posto, Fabio Bortolotto, titolare del bar Giorgione, che ci ha raccontato puntualmente che si è trattata di una vera e propria guerra, cioè un inferno. Un inferno proprio, su un attimo è esploso l'inferno proprio, una cosa che io non ho mai visto qui a Castelfranco da 30 anni che gestisco il bar Giorgione. Mai vista proprio, è stata un inferno, ma nel giro di pochi secondi si sono alzati, cominciato a volare sedie, bicchieri, bottiglie, cosa mai vista. Anche i suoi clienti del bar Giorgione sono andati a raggiungere gli altri. Sono andati in difesa di questi ragazzi, sono alzati da là è partito tutto insomma, cioè, cominciato a volare sedie, tavoli, sono tirati dietro di tutto, bottiglie. È una cosa anche con molta cattiveria, ferocia proprio, una cosa mai vista. Ecco, lei è qui veramente da tanti anni, Bar Giorgione è un bar storico. Sì, io sono qua da 35-36 anni che sono qua, ma mai visto una cosa del genere. Feriti ce ne sono stati? Penso di sì, qualcuno sì, perché sono andate veramente di santa ragione. Qualcuno sicuramente sì, perché con l'ambulanza ne hanno portati via qualcuno, insomma. Dopo è arrivata l'ambulanza e i carabinieri erano con 4 macchine della radio mobile di Castelfranco, sono stati bravissimi, che sono intervenuti subito, se no veramente non so come fosse andata a finire, perché c'era tanta cattiveria e tanta ferocia ed erano in tanti, cioè, una cosa veramente da paura.
Filippo, pensa che ci raccontava il signor Fabio che ad un certo punto i clienti che abitualmente avevano ed erano qui seduti per la paura sono scappati e quindi insomma anche senza pagare, insomma a un certo punto c'è stato un fuggi generale. Sì, sono scappati tutti. Dopo qualcuno più tardi è tornato a pagare, però tanti altri sono andati via, non so se magari se torneranno i prossimi giorni, non lo so, però c'era veramente da aver paura, perché noi ci siamo chiusi dentro perché uno era entrato dentro in bar e gli altri volevano entrare perché volevano prenderlo. E là ci siamo chiusi dentro e abbiamo aspettato i carabinieri che sono arrivati, come ripeto, veramente subito e da là hanno cominciato a quietare un po' la situazione perché sennò veramente non so come andasse a finire proprio. Senta, c'è la Ascom Confcommercio, l'associazione di categoria del quale so che suo fratello fa anche parte del consiglio, immagino che abbiano preso insomma una posizione forte. Sì, però ripeto, io un episodio di questo genere qui a Castelfranco non l'ho mai visto, perché secondo me qui a Castelfranco rispetto ad altri paesi è ancora, non dico un'isola felice, però si sta bene, a parte qualche ubriaco, qualche matto, fra virgolette, di turno, però nonostante tutto è ancora una città che è abbastanza tranquilla. Non vedo quello che c'è forse in altre città, è abbastanza tranquilla come città, una cosa così non l'ho mai vista. Insomma, ci si augura Filippo che sia trattato davvero soltanto di un caso isolato, no? Che non sia l'inizio di un'escalation, visto che stiamo parlando di risse, stiamo parlando di bande che si confrontano, di regolamento di conti. Purtroppo anche noi come giornalisti raccontiamo quotidianamente episodi di questo tipo. Ci si augura che qui a Castelfranco sia davvero soltanto un caso isolato. Ci sono delle denunce, ci saranno dunque anche dei provvedimenti che verranno presi a livello penale. Da Castelfranco, Piazza Giorgione, con la collaborazione di Fabio, che ringraziamo, titolare del bar Giorgione. Filippo, noi restituiamo la linea. Roberto in collegamento da Castelfranco Veneto con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi abbandoniamo per un istante la cronaca, ci trasferiamo a Padova in Prato della Valle, dove vedo già in collegamento Valentina Visentin. Parliamo del fatto che dopo lunghi dibattiti in città è stato trovato il luogo e le candidati a cui dedicare la statua di donna a Padova, ma ci aggiorna Valentina Visentin che è in collegamento da Padova con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, da Prato della Valle. Il luogo inizialmente scelto e tanto richiesto dalle associazioni femministe, dai gruppi femministi, ma anche dall'assessora Margherita Colonnello, che fu tra le prime a chiedere una statua di donna qui a Padova. Prato della Valle è storico luogo della città dove tutte le statue però sono maschili. Ebbene, siamo arrivati alle fasi finali perché la città abbia al più presto una statua, ma questa statua verrà posizionata lungo il listone vicino al caffè Pedrocchi. Lo ha comunicato nei giorni scorsi l'assessore Colasio dopo comunque lunghe interlocuzioni con la soprintendenza, che già aveva escluso la possibilità di posizionarla qui nell'isola Memmia proprio per la storicità del luogo. Quindi la statua di donna si farà, verrà posizionata lungo il listone nel cuore di Padova e sono state scelte anche le 6 candidate. Già dallo scorso aprile la commissione statua, istituita proprio dall'assessore Andrea Colasi, aveva chiesto ai padovani e alle associazioni di inviare al comune di Padova le possibili candidature con i nomi delle donne e una breve motivazione. Alla fine tutte le candidature sono state inviate, la commissione statua ne ha scelte 6, sono figure che ripercorrono i vari periodi storici della città, donne che si sono impegnate nelle arti, nella letteratura, ma anche nel volontariato e nelle scienze. 6 nomi importanti, noi ve le facciamo scoprire dandovi anche le indicazioni di come si può votare nel nostro servizio. Restituisco la linea allo studio.
Saranno i padovani a scegliere a chi dedicare la statua di donna che poi verrà posizionata non in Prato della Valle come da iniziale richiesta delle associazioni femministe, ma lungo il listone nel cuore di Padova. Le candidate sono 6. Fina Buzzacarini, nata a Padova nel 1328, moglie di Francesco I da Carrara, commissionò la ristrutturazione del battistero di Padova, contribuendo alla creazione di uno dei cicli pittorici più importanti del Trecento. Sibilla De Cetto, nata a Padova nel 1350, nomildonna e filantropa, fondatrice dell'ospedale di San Francesco, grande simbolo di carità e impegno sociale nel cuore di Padova. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, veneziana, nata nel 1646, prima donna laureata al mondo, esempio di emancipazione femminile, dotata di intelligenza e grandezza d'animo. Gualberta Alaide Beccari, nata a Padova nel 1842, attivista e scrittrice, fondatrice del periodico La Donna, dedicato a informare e educare le donne in ambito politico, letterario, scientifico e artistico. Vittoria Ganur Pompili, nata a Padova nel 1855, poetessa di spicco della cultura italiana tra l'Ottocento e il Novecento, autrice di liriche che esplorano temi profondi come il desiderio di libertà. E infine Massimilla Baldo Ceolin, nata a Legnago nel 1924, morta a Padova nel 2011, fisica e prima donna a ricoprire una cattedra di fisica superiore all'Università di Padova. Ha contribuito alla ricerca sulle particelle elementari e le interazioni deboli. È possibile votare fino al 10 di novembre esprimendo online la propria scelta nell'apposita pagina del sito del comune www.padovanet.it. L'iter per la decisione del nome è iniziato lo scorso aprile. Cittadini e associazioni erano stati invitati dal comune ad inviare una o più candidature accompagnate da una nota di presentazione del personaggio. Tra tutte le personalità indicate sono state scelte le 6 che hanno raccolto il consenso maggiore e che ora saranno sottoposte alla votazione finale dei cittadini. Una volta completata questa fase di scelta online, entro la fine dell'anno sarà pubblicato un bando che invita gli artisti a partecipare, sottoponendo alla Commissione Statue un bozzetto dell'opera che intendono realizzare. Torniamo a parlare di cronaca, andiamo in Val Brenta perché vi raccontiamo la storia di un residente di Cismon del Grappa che ha subito il terzo furto nella propria abitazione. Questa volta è accaduto mentre si trovava alla Fiera Franca di Bassano del Grappa. L'ha incontrato per noi Chiara Gaiani. Ci troviamo a Cismon del Grappa con il collega Alessandro Costa Curta, con Gianpietro Forese, che ringraziamo, che ci ha raccontato che cosa gli è accaduto. Ieri lei era andato a farsi un giro a Bassano, c'è la Fiera Franca, e che cosa è accaduto nelle 3 orette dalle 9 alle 12, quindi a mezzogiorno, ieri di domenica mattina, quando lei è stato fuori casa? Niente, io quando sono rientrato mi sono accorto subito del cancello che era aperto e ho pensato subito che era successo qualcosa. No? Quando sono entrato in casa veramente erano i cassetti tutti aperti, le porte tutte aperte, e da là ho cominciato a guardare cosa avevano portato via e mi sono trovato che mi è sparita la collezione di orologi vecchi, di valore, con di più avevo preparato, perché dovevo partire per la Svizzera, tutti i documenti, i soldi, più il biglietto del treno, sparito anche quello. Però non ho ancora guardato dappertutto perché dopo mi è venuto su un po' di nervoso e mi sono lasciato. Però devo ancora continuare a guardare perché è successo, quello che è successo non è solo quello, deve esserci ancora qualcosa che manca. Ecco, qui all'esterno ci sono delle tracce del passaggio dei ladri. Intanto quel cancello che vediamo lì, la cancellata. Che cosa è accaduto lì? Beh, la cancellata io l'ho fatta io quella, però ho fatto un sistema che è difficile aprirla. Però sono entrati lo stesso, questo che sto pensando anche stanotte, come hanno fatto entrare. Con di più che c'era anche il cane, quello non lo capisco, è una cosa che non riesco a capire. Ecco, qui fuori tra l'altro, proprio dove ci troviamo, ci sono dei segni che poi, insomma, a pensarci bene, lei ha collegato, delle tracce di pneumatici che non appartengono alla sua macchina. Giustamente, in settimana mi sono accorto che c'erano delle tracce di macchina che non era la mia, però io non ho fatto caso, ho detto forse qualcuno che è entrato, però guardando bene adesso, pensandoci, sono stati a controllare, diciamo. Ecco, in questo momento il suo cane Amy è chiuso, però quando lei è rientrato aveva qualcosa che non andava. Giustamente sì, il cane mi sono accorto subito che non era quel solito, quando mi vedeva che rientravo,
Niente, aveva qualcosa, però io non ho collegato, l'ho collegato la sera che ho visto che ho dato a mangiare che non mangiava. Penso che sia stato un po' narcotizzato o che gli abbiano dato un qualcosa per poter entrare. Ecco, questa è una zona tranquilla, però la strada è molto trafficata. Ecco, la strada è molto trafficata. Una cosa che vorrei dire agli amici governanti del comune, che ci sono le telecamere, e quando le hanno installate le telecamere hanno fatto di tutto perché non andassero, perché non ce n'è una che va, e si vantavano tanto di averle messe, però c'è una telecamera poco distante da qua che poteva benissimo vedere la macchina, però non funziona. Allora? In effetti nel giro di 10 anni sono entrati 3 volte a casa sua e in più ha anche subito il furto di un cucciolo di pastore tedesco. Esatto, mi è stato portato via anche il cucciolo e come quando avevo fatto denuncia dei carabinieri mi era stato detto che l'hanno portato via per addestrarlo per fare i combattimenti di cani. Lei avrebbe almeno la speranza di ritrovare i documenti, visto che deve partire domani per la Svizzera. Vuole che lanciamo un appello? E difatti questa mattina io ho guardato nella cassetta delle lettere e ho detto magari il biglietto non serve perché scade, non è che più il documento, credevo di trovarlo là dentro, ho guardato ma non c'era niente. Magari qualcuno glielo riporta? Ma non penso però, perché non penso mica, perché quelli che sono stati visti in giro in questi giorni qua non erano dei nostri, era gente proprio che andava in giro per fare qualcosa di male. Ascolti, ultima domanda. Ha la tentazione di lasciare, di mollare tutto? No, per quello no, perché la paura mia, perché io ero un guardiacaccia, no? Ero armato. La mia paura di ieri era che mi avessero preso le armi e invece le sono ben custodite e quelle non le hanno toccate, insomma, ecco. Ma la mia paura era quella. E se ne trovasse davanti uno? Io posso dirlo bene, io li sparo, secco. No, non ci sono problemi, no. Arrivando a queste condizioni qua, cosa si fa? E questa era la testimonianza raccolta da Chiara Gaiani a Cismon del Brenta, questo residente che è stato derubato per la terza volta in pochissimo tempo. Rimaniamo in provincia di Vicenza, andiamo proprio nel capoluogo, nel quartiere di Bertesinella, dove residenti e commercianti denunciano un problema di sicurezza a destare particolare preoccupazioni. Ultimamente è stato anche il ritrovamento di un coltello nel parco pubblico. Ci racconta tutto Daniele Garbin. Parco Via della Chiesa, siamo nella zona del quartiere di Cabalbi, strada Bertesinella, ecco una zona che oggi in questo momento sembra tranquilla relativamente, persone a spasso con i cani. In realtà in questa zona, in questo punto proprio in particolare, i cittadini lamentano l'insicurezza di frequentarlo nel pomeriggio, la sera, tanto che addirittura in questa panchina, sotto questa panchina, qualche giorno fa è stato ritrovato un coltello della lunghezza della lama di 30 centimetri e è un po' il segnale che questo posto sia utilizzato da balordi, insomma persone che dediti allo spaccio, insomma regolano i conti anche con le armi bianche. Ecco, questo segnale, l'ultimo di tempo, preoccupa. I cittadini hanno fatto delle riunioni, degli incontri proprio anche per sollecitare l'amministrazione comunale a inviare più pattuglie delle forze dell'ordine, anche la prefettura, che si sentono insicuri, lo hanno detto anche a noi. C'è anche un po' di polemica perché più che le multe chiedono che venga fatta veramente sorveglianza nell'ordine delle priorità. È sicuramente questa la parte che i cittadini chiedono di più. Sentite? Soprattutto non solo per noi adulti, perché siamo comunque a rischio anche noi, ma anche i nostri figli. È un bel pensiero, è una bella cosa da dover sistemare, perché comunque tutti i personaggi che girano qui per il quartiere, incappucciati, gente strana, quelli se ne vedono, basta girare a piedi, comunque se ne vedono, chi abita sa bene la situazione. Il poliziotto di quartiere, il vigile del quartiere, è una cosa giusta o no secondo te? Sì, è giusto. Ha fatto così come adesso? No, dovrebbe esserci la presenza più che non abbiamo mai visto qua, il poliziotto di quartiere.
dovrebbe esserci più spesso. La polizia dovrebbe essere più visibile, nel senso che dovrebbe fare vedere la sua presenza, non quando vengono chiamati. Io non vado nemmeno a colpevolizzare probabilmente le forze di polizia, qualsiasi loro siano, però è ovviamente molto più semplice fare una multa ad un cittadino che non reagisce piuttosto che rischiare in prima persona un accoltellato, qualche cosa magari di ben peggiore da parte di qualcuno che non ha niente da perdere. Ripeto, hanno anche loro le mani legate, io non è che vado a colpevolizzarli, però questa è la situazione purtroppo. Clienti miei che vengono qui spesso si lamentano con me perché non c'è abbastanza sicurezza. Loro preferiscono avere qualcuno veramente che si interessi della nostra sicurezza anziché andare a fare multe, perché quello lì è il meno. 3 anni che sono qua, ma vedo le problematiche, anch'io a volte ho paura. Personalmente arrivo la mattina presto a aprire il negozio e non ci sono delle belle situazioni, già da un po' di tempo. Cosa vedi? Giovani, magari anche ubriachi, e non sono belle situazioni che si creano. Anch'io da uomo ho paura. Io personalmente non ho mai visto i vigili di quartiere, quindi ammetto, poi magari sono passati, però io non li ho mai visti, non ho notato questa sicurezza. Ecco. Con i suoi clienti vede questa un po' la situazione, cosa dicono? Mi hanno confermato appunto delle multe sul divieto di sosta, però magari meno sulla sicurezza, sul controllo della sicurezza, che direi forse è il più importante rispetto alle multe sul divieto di sosta. Operazione della Guardia di Finanza di Padova che riguarda attività commerciali e bar. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 15 lavoratori irregolari in provincia. Vediamo di cosa si tratta. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto 15 lavoratori in nero e 15 irregolari grazie a controlli che si sono intensificati nel corso dell'estate. In particolare le Fiamme Gialle hanno controllato bar, ristoranti, alberghi, locali di intrattenimento. Sono state riscontrate 15 irregolarità per quanto riguarda i lavoratori in nero, cosiddetti in nero, ovvero impiegati in assenza di qualsiasi tipo di contratto, ma sono stati rinvenuti e riscontrati anche 15 casi in cui i lavoratori erano cosiddetti irregolari perché in forza di un contratto a chiamata loro non venivano registrati tutte le volte in cui prestavano la loro opera lavorativa. Nel dettaglio a Padova identificati 5 lavoratori in nero, impiegati cioè senza alcun contratto, e 14 irregolari con un contratto a chiamata senza comunicazione di inizio della prestazione lavorativa. In un caso è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività perché le irregolarità riguardavano una percentuale superiore al 10% del totale dei lavoratori. 5 in nero e 1 irregolare a Piove di Sacco e Este nel settore tessile e dei servizi alla persona e 5 lavoratori in nero a Cittadella nel settore della somministrazione di alimenti. In uno specifico caso uno dei dipendenti lavorava senza alcun contratto da oltre 2 anni, pagato sempre in contanti. La finalità possiamo dire che è duplice, innanzitutto è quella di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, perché spesso i lavoratori assunti senza un contratto vedono lesi i propri diritti, ma spesso queste irregolarità possono celare anche il cosiddetto fenomeno del caporalato, ovvero lo sfruttamento, un vero e proprio sfruttamento degli stessi. La seconda finalità chiaramente è quella di tutelare le imprese sane. Le violazioni sono state segnalate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per le possibili sanzioni amministrative, comprese da 50.000 e oltre 320.000 euro. Potranno essere adottati anche provvedimenti di sospensione dell'attività. Il docente universitario che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Vera Slepoj, la famosa psicologa scomparsa il 21 giugno, ha chiesto un altro mese di tempo per completare la relazione. Resta così il giallo sulle cause della morte. Non c'è ancora una risposta sulle cause della morte di Vera Slepoj, la famosa scrittrice e psicologa trovata morta nella sua abitazione di Piazza del Santo a Padova la mattina del 21 giugno. Il professor De Caro, docente universitario, ha eseguito l'autopsia il 26 giugno, ma in questi giorni, alla scadenza dei 3 mesi necessari per completare la relazione sull'esame autoptico, ha chiesto un altro mese di tempo e così resta il giallo sulle cause della morte della donna, 70 anni, originaria
originaria di Portogruaro ma da anni residente nella città del Santo. I familiari avevano presentato un esposto in procura sottolineando l'ottimo stato di salute generale di Vera Slepoi, a parte un fastidio legato all'operazione al ginocchio che aveva subito circa un mese prima della scomparsa. Il magistrato ha aperto un fascicolo senza indagati per omicidio colposo. È stato necessario per autorizzare l'autopsia e quindi occorrerà attendere ancora un mese prima di leggere nero su bianco le cause precise della morte. È stato ritrovato a Vicenza un medico di 39 anni di Brescia che era scomparso da venerdì. È stato ritrovato in un hotel di Vicenza Davide Piccinali, il 39enne bresciano che era scomparso venerdì. Temendo il peggio, i suoi familiari avevano diffuso l'allert attraverso i media e l'associazione Penelope Lombardia. L'uomo, medico specializzando all'ultimo anno di cardiochirurgia all'ospedale San Raffaele, non si era presentato al lavoro. Erano stati proprio i suoi colleghi i primi ad avvisare la famiglia e a verificare l'assenza di Davide anche nel suo alloggio. L'uomo oggi è stato raggiunto dal fratello Dario nell'hotel vicentino grazie alla registrazione tracciata dalle forze dell'ordine. E a Vicenza il traffico sul cavalcavia ha danneggiato di strada Ospedaletto e da mesi a senso alternato, nessuna riparazione. Nel frattempo è stata avviata, i residenti preoccupati chiedono interventi urgenti. Nel quartiere Ospedaletto i residenti temono per le condizioni strutturali del cavalcaferrovia verso Bertesina. Le piogge di febbraio avevano creato un cedimento pericoloso, tanto da indurre il transito a senso alternato regolato da un semaforo. Da allora però nessun intervento di messa in sicurezza definitiva è stato realizzato e la ripresa di forti precipitazioni fa temere danni maggiori. Servirebbero 100.000 euro, sarebbe stato detto ai residenti dall'amministrazione comunale, che si attende il progetto definitivo per novembre. Tecnicamente ha detto che sistemerà quando avrà i finanziamenti, quelle cose lì, e non è una priorità. Tradotto? Tempi? Tempistica, si parlava di marzo, non è una priorità. Poi di che a marzo cosa succede? Che ricomincia a piovere di nuovo. Nel frattempo intanto il cavalcavia assorbe acqua. Da parte nostra qua non mi sembra che ci siano grossi danni, più che altro è dall'altra parte. Sperando che non crolli all'improvviso quando passa qualcuno, perché è quello che tanta gente ha paura. Quando è che vengono qua? Ogni tanto vengono a fare di rilievi ma non risolvono nulla. E senza pensare che è andato anche in tilt il semaforo un paio di volte. Adesso hanno messo la corrente fissa, ma prima era il blocco del traffico e tutto. E poi se viene giù davvero sto cavalcavia qua, cosa facciamo? Assieme alla tratta verso Anconetta, questa strada è l'unico accesso di collegamento del quartiere alla città e al casello autostradale di Vicenza Nord. Eppure molti pendolari, per paura, avrebbero già smesso di transitare su questa struttura pericolante, preferendo il giro più lungo. Ci sentiamo dimenticati, dicono gli automobilisti, e la rabbia con le piogge aumenta. Buongiorno, pioggia è pericolosa perché lì proprio c'è una buca non facile da vedere. Lei è preoccupato, è arrabbiato? No, ormai siamo abituati a certe fesserie che fanno i nostri politici. Comunque è una strada frequentata. Frequentatissima questa, perché adesso abbiamo il passaggio di livello Anconetta che chiude ogni 20 minuti, più questa che la chiudono, non so la gente come va a lavorare. Quindi è arrabbiato anche? Logico, è normale, perché i soldi dei tassi ti domanda. Oddio, sì, sarebbe da sistemare ormai sta cosa qua, sono solo entità del danno. Fa schifo. E da tanto tempo? Sì, da tanto tempo, esatto. Adesso con la pioggia preoccupa di più anche la stabilità, anche perché non c'è una data di fine. Anche perché, sta attento, bastava che mettesse, come chi ha fatto il DA, 4 cosi reti con le pietre, faceva base, e aveva risolto il problema in 8 giorni. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Bassano del Grappa per parlare della fiera d'autunno con un autentico boom di presenze tra grandi e piccini. Naturalmente siamo a Bassano del Grappa. Nicola, fissa! Fiera d'autunno bagnata, non dalla pioggia ma dalla birra, e dunque fiera fortunata. Bassano fa segnare il sold out nel centro storico, trasformando il tradizionale rito del gemellaggio con Waron e Mulacher in un abbraccio forte come la volontà di crescere insieme.
Non è il primo anno che vengo a Bassano, è una tradizione che si ripete da anni e sono sempre felice di venire qui. Un brindisi, sindaco, per suggellare questo gemellaggio che ormai compie 50 anni, con Frank Snyder c'è un'ottima collaborazione e abbiamo tanti progetti anche per i prossimi anni. La birra e l'entusiasmo di Mühlacker a fare da cornice i brindisi e poi le eccellenze di Huaron con le sue noci, i suoi prodotti e i ragazzi del liceo agricolo. Ci piace sempre molto essere qui, noi a Huaron amiamo Bassano. A suggellare una giornata che inaugura di fatto la stagione dei grandi appuntamenti invernali in città è stata la musica con i giovani dell'orchestra di Mühlacker e quelli della Filarmonica Bassanese che insieme si sono esibiti sul Ponte Vecchio in un suggestivo e quanto mai appropriato fuori programma. Abbiamo voluto cambiare passo anche sull'organizzazione della fiera, ma soprattutto sull'ospitalità delle città gemelle, quindi li abbiamo spostati da Piazzetta Guadagnini a Piazzotto Montevecchio, quindi per dare più visibilità. E il messaggio che vogliamo lanciare quest'anno è: investiamo sui giovani e sulle nuove generazioni. Quindi la musica unisce i popoli, ma ovviamente noi puntiamo molto anche sugli scambi culturali, sugli scambi da un punto di vista delle istituzioni scolastiche e anche sportive. E allora Alex Giuliano ha raccolto per noi le voci di tutti coloro che hanno partecipato a questa grande festa a Bassano del Grappa. Presidente, una giornata di festa, non solo oggi perché c'è stata festa ieri e sarà festa anche domani, ma c'è stato un piccolo fuori programma meraviglioso, un'esibizione sul Ponte Vecchio. È stata una bellissima esperienza, un posto molto particolare perché, come la nostra canzone ricorda sempre, è un punto, un momento di incontro e quindi perché non celebrare un gemellaggio con due orchestre giovanili che si incontrano proprio sul Ponte Vecchio. Appena arrivati, tappa subito allo stand dei dolci. Ovvio, sempre, siamo golosissime. Le nonne sono più golose o più generose? Tutte e due cose. Generose, molto generose. Panino onto, la birra, c'è tutto il kit necessario per passare una bella giornata. Immagino di sì, speriamo di sì, il tempo non è dei migliori, ma infatti speravamo in meno gente, invece ce n'è tantissima. A cosa non rinuncia, signora? Al panino di Luciano. E poi immancabile anche i dolci, la frutta secca, insomma oggi si sgarra. Sì, oggi si sgarra, niente dieta oggi. C'è gente e allora tutto va bene, così tutti lavorano e prendono. Cosa mangiate oggi di buono? La frittella? Sì. Sì. E la frittella com'è? Con la Nutella? Senza. O con la cioccolata proprio? Ah, proprio con la cioccolata? E poi le caramelle? Sì. Ci possiamo concedere qualche peccato di gola? Noi non ci facciamo mancare niente, ma la vendita delle castagne come va? Sta procedendo bene, dai, piano piano si fa, piano piano. Vediamo com'è la giornata, è un po' uggiosa, meglio così e come dico sempre un buon marroncino fa bene al cuoricino. E con questa massima ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG, apriamo la pagina della politica con il raduno della Lega Pontida. Erano oltre 6.000 i rappresentanti del Veneto sul Pratone, per la prima volta sul palco anche i leader stranieri dei Patrioti d'Europa. L'intero carroccio ha fatto quadrato attorno a Matteo Salvini a processo per il caso Open Arms. Oltre 6.000 veneti sul Pratone di Pontida nella kermesse che chiama tutti i militanti a serrare le fila attorno al capitano a processo per il caso Open Arms. Quest'anno non c'è spazio per polemiche, gli eventuali mal di pancia non devono trovare sponda. Applausi ed un piccolo fuori programma quando la corposa delegazione veneta sale sul palco e l'enorme vessillo di San Marco non si srotola. Poi lo sistemano e parte l'intervento del presidente Zaia che cavalca l'approvazione della legge sull'autonomia. Per noi quest'anno
è una Pontida unica, io l'ho definita la Pontida delle Pontida, ed è anche l'occasione per ricordare che quest'anno noi vogliamo dire che finalmente con l'autonomia ce l'abbiamo fatta, e questo è un merito della Lega. E voglio ricordare a quelli che dicono che noi siamo semplicemente degli egoisti, che stiamo portando avanti la secessione dei ricchi, che vogliamo mettere a pane d'acqua qualcuno, voglio ricordare invece che la Lega porta come contributo una grande riforma per l'intero Paese. Noi non siamo quelli che tifano per l'equa divisione del malessere, siamo quelli che vogliono l'equa divisione del benessere. Qualche fischio quando Zaia esprime fiducia nella magistratura sul caso Open Arms. Io ho fiducia nella magistratura. Dobbiamo avere fiducia nella magistratura. Allora, se da un lato, ascoltate bene, se da un lato la magistratura inquirente esprime le sue considerazioni come accusa, dall'altro c'è un giudice che deve giudicare, e quel giudice ha le carte per dire che non si ha da procedere. Applausi e selfie per l'eurodeputato Roberto Vannacci, che risponde dal palco a tutti coloro, parecchi, anche tra i veneti, che continuano a dire che con la Lega non c'entra nulla. Io oggi sono qua, chi l'avrebbe detto 2 mesi fa, 3 mesi fa? Non le sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No signori, sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. E poi il tema caldo della cittadinanza, che sostiene l'ex generale è quella guadagnata dai nostri nonni sul Carso. Per la prima volta si alternano sul palco di Pontida i leader e le delegazioni delle formazioni che si definiscono dei patrioti d'Europa e non solo, capitanati dall'ungherese Orbán, mentre sul pratone spunta pure una bandiera russa. Chiude la kermesse il segretario Salvini, che rimarca la vittoria sull'autonomia e poi interviene su tutti i temi caldi di questi giorni, a partire dalla legge di bilancio. Noi guardiamo soprattutto agli italiani che hanno bisogno. Il nostro obiettivo in questa e nelle prossime leggi di bilancio è aumentare gli stipendi ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e abbassare le tasse alle partite IVA. Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai. E poi ancora sulla cittadinanza agli stranieri. La ricetta per i prossimi anni non è concedere più cittadinanze o regalarle più velocemente. L'idea della Lega è di ringraziare ragazze e ragazzi che sono arrivati da lontano e sono qua perfettamente integrate, ma la priorità per la Lega e per l'Italia dovrà essere semmai quella di poter revocare la cittadinanza agli stranieri che delinquono in casa vostra. Infine il caso giudiziario, che lo vede a processo a Palermo per sequestro di persona, con il rischio di una condanna a 6 anni di carcere. Anche nella sciagurata ipotesi che alla fine la giustizia italiana dovesse decidere questo, io varcherei le porte di quel carcere a testa alta. Processano una persona che ha fatto il suo dovere, non possono processare un intero popolo. E intanto a Venezia il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, è pronto a sostenere la candidatura a sindaco di Raffaele Speranzone, una presa di posizione che apre di fatto la campagna elettorale per il post Brugnaro. Io, se fosse Speranzone il candidato che decidesse del candidato, mi trasferirei a Venezia a fargli la campagna elettorale, mi pare evidente. Se fosse necessario, il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, è pronto a trasferirsi in Laguna per sostenere la corsa di Raffaele Speranzone, primo cittadino di Venezia. La dichiarazione di disponibilità ad accettare un'eventuale candidatura a sindaco, espressa dal coordinatore cittadino del partito, ha di fatto aperto la campagna elettorale per la successione a Cafarsetti. Una carica per la quale Speranzone, 53 anni e una solida carriera politica alle spalle, oggi è vicepresidente vicario al Senato del gruppo di Fratelli d'Italia, è pronto. Raffaele è mio amico da tutta la vita, è sempre stato pronto a qualsiasi cosa il partito gli abbia chiesto, quindi non mi stupisce che sia pronto anche se gli dovessimo chiedere di fare il sindaco di Venezia. A me piace la classe dirigente così, che ha fame e voglia. Raffaele Speranzone è stato già candidato sindaco a Venezia nel 2005, allora c'era Alleanza Nazionale, raccogliendo il 6,5% dei voti. Politicamente si tratta di un'era geologica. Oggi Fratelli d'Italia si contende con il Partito Democratico il primato in comune, ma nel centro-destra
centrodestra. La candidatura del sindaco a Venezia si inserisce anche nella scelta della presidenza regionale, in un quadro in cui peraltro non si sa neanche con certezza quando si andrà alle urne. Brugnaro è stato eletto la prima volta il 15 giugno del 2015. Secondo Speranzon, lo scenario più probabile è che si voti nella primavera del 2026. E oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ne dà notizia. Anche l'edizione online della Nuova Venezia si trova a Roma per un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al centro dell'incontro i problemi di sicurezza, soprattutto a Mestre e Marghera. Brugnaro chiederà l'impiego dei lagunari in strada. Albergatori e pubblici esercenti rilanciano il territorio, va bonificato sempre, scrive la Nuova Venezia. Un duro appello arriva invece dalla sindaca di Mussolente, Elena Bontorina, dopo l'ennesima aggressione a un suo familiare da parte di un residente arrabbiato con la prima cittadina. Vorrei condividere alcune riflessioni dopo questi primi mesi intensi da sindaca di Mussolente. Questa esperienza è estremamente significativa per me, ma ha anche portato con sé qualche effetto spiacevole, soprattutto in relazione alle persone a me più care. Inizia così il lungo post della prima cittadina misquilese Elena Bontorin, rivolto ai suoi concittadini e alle sue concittadine dopo l'ennesimo episodio grave che ha visto coinvolto un suo caro, aggredito verbalmente da un residente, con offese pesantissime rivolte alla sindaca, cose che, ha dichiarato Bontorin, se fossi stato un uomo non si sarebbero mai sognati di dire. E così ha utilizzato i social per lanciare un messaggio che parla di condivisione, dialogo, partecipazione e soprattutto rispetto. Voleva essere una riflessione, un invito, non un'accusa nei confronti di nessuno, ma davvero una preghiera nei confronti dei nostri concittadini affinché si rivolgano direttamente a me quando c'è qualcosa che non va. E questo è un po' quello che si ritrovano a vivere tutti i sindaci, quindi penso di aver davvero dato un invito che deve essere preso un po' da tutti i territori. Noi ci siamo come sindaci, siamo disponibili, però davvero non vogliamo che questo nostro ruolo importante vada ad appesantire anche chi ci vuole bene. Insomma, l'episodio che è accaduto è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fortunatamente si è risolto tutto nel meglio. Io credo sempre che gli scontri vadano risolti con confronti invece positivi. Dall'altra parte però chiedo a tutti il rispetto non solo nei miei confronti ma soprattutto nei confronti di chi mi è accanto e che vive con me la quotidianità. Un appello a non nascondersi ma avere il coraggio di confrontarsi, cosa che oggi pare sempre più difficile. Spesso è facile farsi aiutare da una tastiera di un computer, da un messaggio, quando invece soprattutto per quanto mi riguarda preferisco parlarne di persona. Io non mancherò mai nel confronto, perché parlarne al supermercato tra gli scaffali o in un bar serve a poco. Se invece le cose vengono segnalate a noi politici in prima persona è la cosa migliore per tutti. E in Consiglio Comunale a Padova, dopo le dimissioni di Simone Pillitteri, consigliere comunale rientrato dall'Indonesia, che ha deciso di lasciare la lista Giordani e la politica, subentra in Consiglio Comunale Elena Alberti, la prima dei non eletti alle scorse elezioni amministrative. 28 anni, laurea in strategie di comunicazione, ha lavorato nel marketing e poi come consulente di sostenibilità per le imprese, ora ha una sua società. Questo è il curriculum di Elena Alberti, residente nel quartiere di Mortisa, è la nuova consigliera comunale della lista Giordani. Elena Alberti subentra al dimissionario Simone Pillitteri. Sono pronta a dare il mio contributo per la città, ringrazio infatti per questa opportunità Carlo Pasqualetto, Bruno Cacciavillani e tutto l'originario team di Padova Innovativa con cui il mio percorso è iniziato e che mi ha appassionato molto. Vicina, anche se non tesserata, al gruppo di azione che vede già in Carlo Pasqualetto, Bruno Cacciavillani e nell'assessora Margherita Cera un nutrito gruppo nella maggioranza di governo del sindaco di Padova Sergio Giordani, la 28enne Elena Alberti spera di poter dare il suo contributo sui temi della sostenibilità ambientale. Mi sono specializzata molto nella sostenibilità ambientale, appunto, e nella responsabilità sociale, che quindi abbraccia anche il cappello ambientale e sociale, ma anche di governance. Ho lavorato in grandi multinazionali in questi ambiti. Questa competenza penso che possa essere utile, essere messa a servizio della città. Ci sono grandi progetti in corso, per esempio quello del tram, ma anche molti altri su cui spero di poter dare il mio contributo.
A Venezia si è aperto un problema per migliaia di metri quadri di pregio inutilizzati nel cuore della città. A sollevare la questione, tra gli altri, il presidente della municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, che ha lanciato l'allarme per l'assenza di progetti sul futuro dell'ex Tribunale di Rialto. Nel cuore di Venezia si è aperto un buco. Le sezioni civili del Tribunale sono state trasferite nella nuova cittadella della giustizia di Piazzale Roma. La porta del Tribunale di Rialto è chiusa da oltre un mese ed è una porta chiusa che apre una grande questione. Quale sarà il futuro di queste migliaia di metri quadri di pregio nel cuore di Venezia? Che anche l'attività giudiziaria avrebbe lasciato il centro della città lo si sa da parecchi anni, eppure per quest'area enorme non esiste ancora un progetto di destinazione certo. Marco Borghi è presidente della municipalità di Venezia Murano e Burano. È chiaro che ci vuole una programmazione che è mancata in questi anni nella città di medio-lungo periodo, un'intensificazione delle relazioni di partnership, penso alle fondazioni internazionali, a molte fondazioni internazionali che potrebbero trovare luogo dentro quell'edificio e portare quella produzione immateriale, intangibile di cui Venezia potrebbe diventare capitale. Servono però delle politiche vere, reali e continuative. Rivo Alto è stato tra i primi nuclei abitati della futura Venezia e simbolicamente ha ospitato 3 dei pilastri su cui tradizionalmente si concentrava la vita di ogni città: il mercato, la chiesa, il tribunale. Oggi altrettante vittime illustri della china che si è lasciata prendere alla città negli ultimi 30 anni. I banchi del pesce ce n'erano 18, ne sono rimasti 6, e banchi di frutta e verdura e licenze ce n'erano 54, ne sono rimaste sì e no 6. Anni fa, per riparare il campanile della chiesa di San Giacometo a rischio crollo, peraltro alla vigilia dei 1600 anni di Venezia, che secondo leggenda si basano proprio sulla sua consacrazione, la confraternita che lo ha in gestione si è dovuta mettere alla ricerca di donazioni private e sponsorizzazioni. Il comune non si è neanche fatto vedere con una telefonata, e questo lo sottolineo. Alle fabbriche nuove di Rialto, progettate dal Sansovino nel 500 per ospitare uffici commerciali e botteghe, il tribunale arrivò nel 1871 dopo un lunghissimo restauro, partito con la firma di Francesco Giuseppe I d'Austria e terminato sotto Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Il timore è che ora la storia finisca con un nuovo albergo o l'ennesimo museo. È stata una delle mie prime, chiamiamole, esternazioni a inizio consigliatura, perché era evidente che ormai il destino di quell'edificio era segnato. Adesso bisogna capire come e quanto riempirlo. Anche in virtù del vicino all'Oggetta della pescheria, che da anni è vuota, un progetto di riqualificazione e di rigenerazione di quest'area sarebbe di gran beneficio per tutta la città. È ottimista? Moderatamente. Da Venezia a Vicenza per parlare della manutenzione dei fossi in strada Casale. I residenti chiedevano interventi più frequenti e l'asportazione dell'erba sfalciata. Abbiamo portato le loro voci all'assessore competente Cristiano Spiller. Non basta solo scavare, bisogna scavare garantendo le giuste pendenze, altrimenti il ruolo del fosso, cioè quello di scolmare l'acqua, non avviene e anzi l'acqua ristagna con effetti contrari. Al contempo però quanto viene scavato e ripulito da regolamento non va smaltito in discarica, ma va depositato nel fronte del campo al di là della strada, e questo di solito trova difficoltà perché, contrariamente a quanto prevede i regolamenti, a volte i campi agricoli vengono coltivati fin sul margine del fosso. La sicurezza idraulica della rete scolante secondaria a seguito del maltempo è determinata dalla collaborazione tra comune, consorzi di bonifica e cittadini. Quelli di strada Casale, particolarmente esposti agli allagamenti del Bacchiglione, avevano denunciato la scarsa frequenza dello sfalcio dell'erba nei fossi, chiedendo inoltre che l'erba tagliata venisse asportata. I fossi vengono sfalciati 2 o 3 volte all'anno, non come un parco pubblico, quindi è normale che ci sia una ricrescita d'erba periodica, ma al contempo è importante, lo stiamo dicendo anche a molti cittadini, che ci sia una copartecipazione anche nelle risposte per evitare il rischio allagamenti. Ci sono anche opere che ciascun cittadino può provvedere in autonomia, come delle paratie, come le valvole antiritorno. Mettono delle barriere ma neanche sul fosso perché l'erba, se entra nel tubo, fa ostruzione e ancora peggio, quindi però le povere
i cittadini si fanno un fai da te per evitare il problema. Il regolamento per lo sfalcio prevede che l'erba asfalciata rimanga in loco e lo fa il Comune di Vicenza, ma lo fanno sostanzialmente tutti i comuni. L'impegno magari è quello sì un attimo di andare a rivedere se un risezionamento, una sistemazione del fossato possa, anche in presenza dell'erba triturata, permettere uno scolo più facile delle acque, anche andando a verificare se ci sono stati interventi magari anche di privati che hanno interdetto il passaggio delle acque magari in alcuni punti, e andare quindi a verificare cosa è necessario fare per ripristinare corretta circolazione delle acque. Ed ora la protesta dei residenti di Trivignano che si sono mobilitati per salvare l'unico servizio rimasto in questa zona del Comune di Venezia, l'ufficio postale. Trivignano aumenta la popolazione ma diminuiscono sempre più i servizi, non abbiamo macelleria, non abbiamo il fruttivendolo. A Zelarino ci sono 3 banche, qui non c'è neanche una, non c'è, manca tutto quanto. Dino Chinellato ha 94 anni e oggi ha manifestato assieme a tanti suoi concittadini perché da Trivignano non vada via l'unico servizio rimasto, l'ufficio postale. Sono contenta che ci siano tante persone perché la prossima settimana, ci è stato detto, ci sarà un incontro del sindaco e i suoi collaboratori che incontrerà i rappresentanti delle poste, e spero che questa risposta così forte sia un bel biglietto sul tavolo delle trattative. Emanuele Zanatta è consigliera comunale per il Partito Democratico. Racconta che il responsabile delle relazioni istituzionali del Nord-Est di Poste Italiane le ha detto che a Roma la direzione nazionale sta valutando spese e operatività dell'ufficio, valutazione che potrebbe portare ad una sua chiusura definitiva. È stato prescritto di andare a Zelarino. Ecco, Zelarino per tanti di noi rappresenta un ostacolo perché Trivignano e Zelarino sono divisi da un cavalcaferrovia e un sottopasso che in questi giorni, tra l'altro, è allagato. Intanto l'ufficio postale è chiuso da luglio dopo una tentata rapina che ha lesionato infissi e parte dell'immobile. Le poste in questo periodo stanno facendo delle iniziative mediatiche che parlano di territorio. Allora, o ci scordiamo del territorio o vogliamo fare una globalizzazione delle poste. Qui non si tratta di cose facoltative, accessorie, qui stiamo parlando di un servizio che è necessario. Il rischio di chiusura dell'ufficio postale di Trivignano apre poi un discorso più ampio che chiama in causa anche i problemi di spopolamento del Comune di Venezia. Quest'anno ad Asseggiano non parte la prima elementare e questo scoraggia chi vuole abitare in quella zona là perché pensa al suo futuro come potrò portare i miei figli a scuola. Cioè la presenza di servizi è strettamente collegata al tema della residenza. Noi ora rimaniamo in Comune di Venezia, ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Mestre per collegarci in diretta con Lucio Zanato. Parliamo dell'omicidio di Paderno del Grappa che ha visto la morte di Bledar Dedi, a 39 anni, albanese, ucciso il 20 gennaio scorso in un boschetto. Omicidio per il quale è iniziato il processo nei confronti di un 18enne del posto. Ci aggiorna su questa vicenda Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, ricordiamolo, questo omicidio è accaduto a Paderno del Grappa nel boschetto di Via dei Carpini, un omicidio accaduto, come hai ricordato giustamente tu, il 20 gennaio scorso. A quel tempo, all'epoca dei fatti, l'omicida, reo confesso, aveva 17 anni, motivo per il quale il processo si sta svolgendo qui al Tribunale dei Minori di Mestre. Oggi alle 10 il giovane, che oggi ha compiuto 18 anni, è stato comunque condotto con i procedimenti diciamo che si tengono per i minori e di conseguenza è accompagnato con agenti in borghese in una diciamo così, in una forma molto più tranquilla che non il classico portare, diciamo così, gli imputati davanti a un tribunale. E dopodiché intorno alle 10 è cominciato l'incontro, un incontro dove già era stato paventato, dove già si parlava e si è parlato di rito abbreviato, ma la vera notizia è che si sta andando verso la messa in prova di questo giovane. Che cosa significa di fatto? Intanto il rito abbreviato lo porterebbe, diciamo
così, a una reclusione di 21 anni. La messa in prova invece, se venisse richiesta, perché ufficialmente non è stata ancora richiesta dalla difesa, ma se venisse accettata poi dal GUP, dal giudice che in questo momento va a decidere proprio per il rito abbreviato, porterebbe alla non reclusione del giovane, ma a un percorso lungo di riabilitazione sociale. Questo prevede il decreto Caivano con appunto la messa in prova, e questa è la vera novità di questa udienza, anche se tutto questo sarà discusso nella prossima udienza già fissata per l'11 novembre, dove ci sarà anche un confronto tra i due medici legali, cioè quello della procura e quello della difesa diciamo così, su che cosa è successo fisicamente quel 20 gennaio. C'è stato un colpo, una ferita molto forte, un accoltellamento, un coltello che ha preso il polmone in maniera letale proprio del 39enne albanese, ma poi ci saranno anche delle altre valutazioni che saranno fatte dagli psicologi per capire il retroscena di questo delitto, che, ricordiamolo, ha uno sfondo sessuale. Si parla di ricatti nel mondo, diciamo così, dell'omosessualità, si parla di una situazione dove un primo episodio di abuso aveva talmente turbato il 17enne che quando ha riconosciuto all'interno di una piattaforma per soli uomini che chi lo stava contattando era proprio l'uomo che aveva abusato di lui mesi prima, avrebbe organizzato tutto con l'intento di vendicarsi, tanto è vero che l'ipotesi iniziale era quella di omicidio premeditato, e quindi la pena era molto grave. Tutto questo pare che oggi, grazie anche a delle dichiarazioni spontanee dell'imputato e un'altra memoria che è stata presentata, sia un po' ridimensionato proprio a fronte intanto del giudizio abbreviato e poi successivamente della questa messa in prova che, come ripeto, porterebbe fuori dal carcere. Ricordiamo che il giovane 18enne aveva chiesto a giugno la possibilità di andare in comunità, ma il tribunale aveva rigettato la richiesta, tanto è vero che anche oggi e attualmente è ancora rinchiuso all'interno del carcere minorile di Treviso. Tutto questo poi è quello che è accaduto oggi nel corso di questa udienza, tra l'altro terminata da pochissimo, quindi un'udienza molto lunga, e il resto ve lo racconteremo nel corso del telegiornale di questa sera. Se non hai domande, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato in collegamento in diretta da Mestre. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente a Focus TG. Le reliquie dei pastorelli di Fatima sono arrivate a Venezia e giunte con un suggestivo corteo acqueo alla chiesa di San Salvador, dove il patriarca Moraglia ha presieduto la messa pontificale. Si consolida sempre più il rapporto di fede, amicizia e devozione tra il patriarcato e la città di Venezia e la Madonna Pellegrina di Fatima. Le reliquie dei pastorelli di Fatima sono sbarcate nel pomeriggio in laguna, sono state collocate su un gondolone che dallo stazio di Valaresso a San Marco le ha portate fino alla chiesa di San Salvador, scortate da un nutrito corteo acqueo di gondole e imbarcazioni veneziane. Nella chiesa di San Salvador il patriarca di Venezia ha presieduto l'Eucaristia in un solenne pontificale. Così la comunità marciana, guidata da Don Roberto Donadoni, rinnova la propria devozione alla Vergine della Madonna Pellegrina di Fatima, dopo aver accolto lo scorso anno anche una copia della statua. Dopo l'evento che abbiamo vissuto l'anno scorso della Madonna Pellegrina, ora tocca ai due pastorelli. I due pastorelli perché Lucia ancora non è santa, mentre Giacinta e Francesco sono già santi. Abbiamo preso l'indicazione di Papa Francesco, che ha chiesto di pregare quest'anno in vista del Giubileo. Noi abbiamo scelto i due pastorelli, Giacinta e Francesco, che ci aiuteranno a pregare. Le reliquie rimarranno in dono permanente alla città e alla comunità marciana. Tutto è partito dal gruppo di preghiera dei genitori che hanno perso un figlio, su indicazione anche di Papa Francesco. Saranno in giorni di preghiera, saranno in giorni di adorazione davanti all'Eucaristia, ma saranno anche momenti belli, soprattutto per coloro per i quali è nata questa iniziativa, che sono i genitori che hanno perso un figlio. Papa Francesco, in un'udienza del 2020, aveva chiesto proprio alle mamme
di invocare la Madonna di Fatima per lenire il loro dolore. E intanto a Treviso oltre 160 fedeli si sono riuniti in una lunga tavolata nel chiostro della chiesa di San Francesco. Il pranzo fraterno ha chiuso le iniziative dedicate alla festa del patrono d'Italia. È un pranzo fraterno nel chiostro del convento a chiudere gli eventi dedicati alla festa di San Francesco a Treviso. Una festa, un momento conviviale che ha visto sedute attorno ad una lunghissima tavolata oltre 160 persone. Antipasto e poi il tipico spiedo trevigiano per i tanti fedeli devoti a San Francesco che hanno deciso di trascorrere insieme il pranzo della domenica con la gioia di fare anche del bene. Concludiamo con un bel pranzo queste iniziative che hanno portato così anche molte persone qui alla chiesa di San Francesco e con anche uno scopo che appunto adesso esprimiamo anche meglio con questo pranzo, quello di sostenere un'iniziativa che è quella di una ristrutturazione di uno spazio del convento adibito ad accoglienza dei poveri e delle persone in necessità. I fondi raccolti con il pranzo fraterno confluiranno nelle risorse necessarie per la ristrutturazione di questa casetta dietro il convento che potrà accogliere temporaneamente persone in stato di bisogno. Cerchiamo di rispondere come possiamo, abbiamo con una zona riservata per esempio agli studenti universitari, cerchiamo di valorizzare tutti gli spazi del convento possibili perché effettivamente la richiesta c'è. Proprio per quanto riguarda gli studenti universitari, i frati hanno messo a disposizione l'edificio che affaccia su piazzale Burchiellati da un lato e sul cortile interno dall'altro. Gli spazi sono gestiti dalla cooperativa Castelmonte. Noi cerchiamo come religiosi, secondo anche il nostro carisma francescano, di poter essere attenti a quello che il territorio chiede in termini di carità, di condivisione. Certamente il nostro è anche un gesto simbolico perché non è che noi in un appartamento piuttosto che in una struttura accogliamo centinaia di studenti o di poveri, insomma, quindi però quello che possiamo fare lo facciamo volentieri con gioia. Ed ora vi raccontiamo una storia che parte a Nervesa della Battaglia e arriva a Malo. Qualche giorno fa, infatti, è stata riportata la piastrina militare ai familiari di Alfonso Migliorini, detto Lalo, un alpino maladense che durante il rientro a casa la smarrì nel Trevigiano. Una storia di guerra, di rievocazione della memoria storica, di emozioni di una famiglia che ritrova un segno nascosto dagli anni e dalla terra, in questo caso del papà. Parliamo di una piastrina militare ritrovata e riconsegnata ai figli di Alfonso Migliorini, detto Lalo, morto nel 1999, alpino di Malo della divisione Iulia che dopo il 1943, mentre rientrava a casa, la perse nel Trevigiano. A raccontarne la storia i figli Nadia, Luciano e Rosanna. È stato chiamato giovane, perché allora partivano giovane, e in Grecia e in Albania. Fortuna è stata che si è congelato i piedi e lo hanno rispedito a casa. Fatto la convalescenza, passato questo periodo, lo hanno richiamato di nuovo sotto le armi e loro è andato in Francia e Austria. Da lì dopo sono partiti per qua, verso il nostro territorio del Friuli, e da lì hanno deciso di venire a casa perché sennò se lo trovavano e lo portavano in campo a Salò. È stato fatto prigioniero. Sì. Ecco, è riuscito a fuggire. Ecco. E verso la tradotta, dicevano una volta, questa ferrovia. E da lì piano piano a piedi sono arrivati a casa. Piastrina che è stata ritrovata da Fausto Zanata e Lino Bernardi dell'associazione Battaglia del Solstizio e riconsegnata ai familiari di Alfonso. Ci sono degli alpini della Nervesa e Battaglia che si dedicano a cercare questi reperti di guerra. E passando vicino a questa ferrovia hanno sentito suonare il detector lì e hanno guardato bene e hanno trovato queste piastrine che per loro sono cose rare da trovare, di solito trovano pallottole, resti bellici, insomma, ecco, allora erano felici e vediano l'ora di contattarsi. Piastrina che ora campeggia su un quadretto vicino alla Croce al Merito di guerra con cui fu insignito. Qual è stato l'effetto che va fatto? La pelle d'oca. Emozionatissimi proprio. Non ci aspettavamo una cosa del genere. Sarebbe stato bello se l'avessero trovata finché era in vita ancora.
Con questa storia che ci ha raccontato Luisa Bertini si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera l'appuntamento in diretta con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.